Un po' di cose le avevamo già sollevate in commissione. Chiederle, Assessore, un aggiornamento sulla situazione Agea, nel senso che noi abbiamo fatto la legge questa per le anticipazioni, ci eravamo detti che probabilmente con questa legge Agea avrebbe un po', si sarebbe un po' mossa nei pagamenti. Notizie dal campo o dai campi mi dicono che questo non è assolutamente avvenuto. Allora, siccome qui vedo una cosa che mi spaventa, nel senso che per i privati noi abbiamo chiesto la restituzione entro l'anno comunque, qui non c'è, qui diciamo quando Agea pagherà. Allora magari se avete un aggiornamento su questo. L'assessore poi in replica ci ha in qualche modo rassicurati che qualcosa si muove a Roma. La situazione è drammatica, detto questo non è così drammatica perché non comincino i pagamenti entro fine anno. Agea ha cominciato a pagare la settimana scorsa, in queste settimane in questi giorni io spero dovrebbe partire anche la 11, quindi il biologico. Ahimè non credo che ce la facciano, anche se ci promettono che ce la fanno, ma non sarà così secondo me, non ce la faranno per giugno per l'indennità compensativa montana, secondo me lì andremo probabilmente più su luglio, spero i primi di luglio. Questo è. Noi ovviamente speriamo che così sia perché sappiamo quanto questo sia un problema grave per tutti i nostri agricoltori che stanno ancora aspettando soldi che ormai da un paio d'anni sappiamo essere di loro diritto ricevere. Ciò che ci spaventa è che la Regione non preveda la restituzione di questi soldi entro il 31 dicembre 2017 così come ha previsto per i privati. Finalmente Agea sta pagando, abbiamo i dati e anche le risposte di diversi agricoltori che almeno sulle misure a superficie sono partiti i pagamenti. Adesso Agea sta pagando le misure a superficie, io spero che entro fine anno paghi anche il GAL. Speriamo che questo problema si risolva una volta per tutte.